Quarto del mattino, è venerdì 29 maggio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Fra poco con Emanuela leggeremo i giornali, i quotidiani regionali prima e poi anche quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie. La notizia sicuramente di ieri che ha aperto telegiornali e apre stamattina le prime pagine dei giornali è il ritrovamento del tesoro di Matteo Messina Denaro, gli investimenti del boss gestiti anche in varie parti del mondo. Facciamo il punto in questo servizio. Un patrimonio inestimabile, frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni incassati col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Un vero e proprio tesoro di oltre 200 milioni di euro gestito nell'ultimo periodo dal figlio di Giacomo Tamburello, Luca, arrestato oggi insieme al padre e alla madre, Maria Antonina Bruno. La prima a insospettirsi è stata una funzionaria di una banca di Andorra davanti a un conto corrente con 12 milioni di euro. La Bruno, ex moglie di uno dei più grossi narcotrafficanti siciliani, Tamburello appunto, raccontava la storiella dell'eredità. Da lì sono partite le indagini che hanno portato a un colpo importante, secondo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Soldi accumulati con la droga investiti in diversi paesi attraverso immobili, ville lussuose, imprese e conti correnti tra Spagna, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Libano. Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante. Si tratta di un'operazione a largo raggio perché sin dagli anni '80 Messina Denaro ha incassato il 10% sui traffici internazionali di droga, diventando socio in affari proprio di Tamburello. La collaborazione fra stati è fondamentale rispetto a fenomeni come quello oggi, del quale parliamo oggi, quindi che si realizza su scala globale. Intanto Palazzo Chigi annuncia che il patrimonio sequestrato sarà destinato al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie, potenziando così l'azione delle forze di polizia. E partiamo da questa notizia che ieri è stata la notizia di cronaca più importante certamente in Italia. Emanuela. Sì, in Italia e anche abbiamo sentito in altri paesi dell'Europa. Andiamo a vedere intanto Repubblica Palermo è ovviamente l'apertura, ma vediamo all'interno a pagina 2, colpo al tesoro di Cosa Nostra, l'allarme dei magistrati, la mafia vuole riorganizzarsi. Dall'Europa al Libano sino alle Cayman, sequestrati beni per 200 milioni al narcotrafficante Tamburello, uomo di Messina Denaro. E poi vediamo anche sull'altra pagina i due nuovi pentiti, una percentuale andava proprio al boss Messina Denaro, nel Vincenzo Spezia, vicino all'ex latitante trapanese Giuseppe Bruno, vicino al clan di Pagliarelli, parlano con gli inquirenti. Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati 22 immobili tra alcuni resort di lusso situati a Marbella, a Benavis e Puerto Banús. C'è anche la Spagna tra i paesi appunto coinvolti in questa indagine della DDA di Palermo. Andiamo a vedere sulla Sicilia, Matteo Messina Denaro, resort di lusso, soldi e chili d'oro, aperta la cassaforte della droga e c'è ancora tanto ovviamente da scoprire. Restiamo su questa pagina perché ovviamente sono tante le reazioni, ma giusto viene citata quella di Giorgia Meloni che dice useremo i soldi che ovviamente sono stati sequestrati per finanziare le stazioni. E poi andiamo a vedere nell'altra pagina il business della mafia, i pentiti svelano il sistema, la provvigione del 10% per costruire il sultanato. La filiera criminale del boss è stata ricostruita incrociando le nuove rivelazioni dei collaboratori con alcune vecchie intercettazioni. Allora, adesso andiamo a Palermo e restiamo comunque a Palermo perché l'operazione era della direzione distrettuale antimafia di Palermo, quella che riguardava Messina Denaro, perché ieri nel pomeriggio si è riunita la commissione regionale antimafia, è andata a sferracavallo dopo le ultime intimidazioni mafiose che ha portato a colpi di Kalashnikov nei confronti di alcune attività, poi ci sono state altre attività che sono state incendiate. Presenti anche il sindaco di Palermo e il presidente della regione, ma sentiamo.
Minacce, intimidazioni, colpi di Kalashnikov e bottiglie contenenti benzina come avvertimento. A Sferacavallo c'è paura e apprensione dopo gli ultimi episodi che hanno scosso commercianti e residenti. Ecco perché oggi pomeriggio la Commissione regionale antimafia si è riunita proprio nella borgata marinara alle porte di Palermo per dare un ulteriore segnale contro Cosa Nostra. Nell'atrio dell'Istituto Comprensivo Sferacavallo onorato in prima fila l'imprenditore Tommaso Dragotto, la cui azienda ha subito il danneggiamento di numerose autovetture per un rogo doloso, il presidente Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani. È in atto qualcosa di più profondo che non è solo episodi di violenza urbana, ma c'è una strategia criminale mafiosa rispetto alla quale il messaggio è averne consapevolezza ed essere in grado di interpretarla, reprimerla e combatterla. Guai a sottovalutare quello che sta avvenendo in questa città. A Palermo la situazione è sempre più difficile e ogni istituzione deve fare la propria parte, ha invece detto il governatore siciliano Renato Schifani. Stanno alzando una sfida nei confronti delle istituzioni, della città, dei cittadini, delle imprese. E questa sfida dobbiamo interpretarla, raccoglierla e rilanciarla nel senso di ricacciarli indietro. Allora, abbiamo sentito le parole del presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici. Sferacavallo, una borgata che ha subito negli ultimi mesi tantissimi atti intimidatori. Sì, vediamo su Repubblica Palermo antimafia Sferacavallo l'attacco di Tommaso Dragotto, ricordiamo il titolare di Sicily by Car, l'azienda che è stata presa di mira ancora una volta dalla mafia, dalla criminalità organizzata. Telecamere inutili, dice l'imprenditore intimidito all'assemblea pubblica nella borgata, critica le misure promesse da Piantedosi, servono azioni concrete, ha detto. Ricordiamo che il ministro Piantedosi è intervenuto dopo l'ennesimo atto avvenuto a Palermo dicendo insomma installeremo 60 telecamere. Residenti in piazza contro l'escalation di violenza, il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici, il ministro risponde con le brioche di Maria Antonietta, quindi insomma sembrano veramente poca cosa, insufficienti quelle che sono le misure annunciate dal ministro Piantedosi. E poi vediamo sulla pagina di Palermo e provincia della Sicilia intanto appunto le parole di Dragotto, inutili 60 videocamere dopo l'intimidazione con le auto bruciate, dubbi dell'imprenditore sulle misure di Piantedosi, ma poi vediamo anche la notizia, l'antimafia e il prefetto che vanno a Sferacavallo, Cosa Nostra sta sfidando lo Stato, la Commissione a imprenditori e cittadini, vi dobbiamo risposte. E invece adesso andiamo ad occuparci dell'operazione che ha portato a Gela, comunque a Caltanissetta, a svelare un comitato di affari, diciamo così, sulla gestione della discarica di Timpazzo. Sono 45 gli indagati tra manager, tecnici e dipendenti della società pubblica che gestisce il sito. La discarica di Timpazzo di Gela, uno dei principali poli per lo smaltimento dei rifiuti in Sicilia, finisce al centro di una maxi inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Sono 45 gli indagati, tutti dipendenti e tecnici che operano nella piattaforma gestita dalla società in-house Impianti SRR. Per alcuni di loro la procura ha già chiesto misure cautelari. Secondo gli investigatori nella discarica sarebbero stati smaltiti rifiuti in maniera non conforme, con il rischio di compromettere le falde sotterranee. Un'indagine complessa coordinata dalla DD Anissena e portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo e del NOE, che per mesi hanno monitorato il sito con intercettazioni e sistemi di videosorveglianza. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero le attività amministrative e operative dell'intera piattaforma integrata. Un ruolo centrale nell'inchiesta sarebbe attribuito all'amministratrice di Impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone, destinataria di una richiesta di custodia cautelare. Misure richieste anche per l'architetto Giuseppe Bellavia e per l'ingegnere Salvatore Parlatore, tecnici considerati figure di riferimento nella gestione progettuale del sito. Nel fascicolo della procura compaiono inoltre i nomi dei responsabili d'area Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. Tutti gli indagati, destinatari delle richieste di misura, saranno ascoltati dal GIP di Caltanissetta negli interrogatori preventivi che inizieranno da lunedì prossimo. L'attività investigativa si concentra sul biennio 2023-2024, ma attorno a presunte irregolarità ambientali nel ciclo dei rifiuti già la procura di Gela aveva avviato un altro procedimento che coinvolge i vertici di Impianti SRR e del lato CL2 in liquidazione. Il sito di Timpazzo è considerato strategico per l'intero sistema regionale
distrettuale dei rifiuti anche per il progetto di ampliamento già avviato con una nuova vasca da circa 12 milioni di euro. Ed è proprio il peso strategico della piattaforma a rendere ancora più delicata un'inchiesta che punta ora a ricostruire quella che gli investigatori definiscono una presunta filiera illecita nella gestione dello smaltimento. Allora, i rifiuti sono sempre al centro, diciamo, di inchieste, di fatti spesso, diciamo, di cronaca illecita. Legati sì alla cronaca, purtroppo vediamo sulla Sicilia questa inchiesta, operazioni illecite durante i weekend e i festivi, così la SRR Impianti continuava a fare soldi, centinaia di pagine sul sistema Picone che prende il nome dall'amministratrice appunto dell'SRR Impianti Giovanna Picone che vediamo appunto in questa foto, gestione della spazzatura e abbancamento in discarica, un sistema collaudato. Sotterrare i rifiuti durante il weekend per evitare di far diminuire la capienza delle vasche e continuare a dare loro lunga vita aprendo le porte della discarica di Timpazzo alle società che svolgono il servizio di raccolta rifiuti. In sostanza era questo il metodo che veniva utilizzato. Il tutto si doveva svolgere durante le giornate festive o nei weekend quando i controlli da parte delle forze dell'ordine erano inferiori rispetto alle altre giornate della settimana. Ma questo metodo è venuto alla luce grazie alla DDA di Caltanissetta e insomma adesso, come dicevi tu Angelo, ci sono decine di persone indagate per questo trattamento illecito dei rifiuti. Adesso torniamo a occuparci della frana di Niscemi perché il ministro Musumeci, il ministro per la protezione civile, ha firmato i decreti per l'attuazione del piano da 150 milioni. Sono previsti dei fondi per la demolizione e anche la delocalizzazione, ma anche per la prevenzione del rischio sismico e del rischio idrogeologico. Dopo mesi di preoccupazione da parte dei residenti, a Niscemi arrivano le prime risposte concrete da parte del governo centrale. L'esecutivo ha approvato un imponente pacchetto di misure strutturali. Ad annunciarlo il ministro Musumeci, che ha firmato i decreti per il programma di intervento. Un piano da 150 milioni di euro che segna una svolta per la cittadina siciliana. La prima tranche di finanziamenti da 75 milioni sarà dedicata alle demolizioni e alle delocalizzazioni. L'altra metà è stata pensata per il consolidamento del suolo, la reggimentazione delle acque e il recupero morfologico del terreno, agendo direttamente sulle cause del dissesto. I programmi, spiega Musumeci, riguardano la demolizione degli edifici pubblici e privati rientranti nell'area di frane nella fascia di rispetto perimetrata, la concessione di contributi per la delocalizzazione dei proprietari degli immobili demoliti e gli interventi di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Gli immobili interessati nella fascia di sicurezza sono 278. Per il programma di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico sono previsti 22 milioni e 300 mila euro per 20 interventi relativi alla frana nord, aggiunge il ministro per la protezione civile, 27 milioni e 400 mila euro per la frana centrale e 7 milioni e 350 mila euro per la frana sud. Agli interventi sul torrente beneficio sono destinati invece 16 milioni e 400 mila euro. Infine sarà attuato un piano di monitoraggio del costo di 1 milione e 550 mila euro, precisa il ministro. E adesso con Emanuela andiamo a chiudere la rassegna stampa regionale. Sì, ripartiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo, vediamo il tesoro dei boss nelle oasi fiscali, Cosa Nostra vuole riorganizzarsi, hotel e lingotti del Narcos di Messina Denaro, Melillo, i clan puntano a una gestione unitaria e poi a Sferracavallo l'antimafia, le telecamere in più, una stupidaggine, due argomenti che abbiamo già trattato precedentemente, vediamo anche le altre notizie. Intanto la politica, ieri il generale Vannacci è arrivato a Catania, show di Vannacci, folla appunto per questo nuovo politico, insomma si è affacciato alla politica da poco tempo grazie alla Lega, adesso ha fondato un suo movimento. Schifani bocciato, lista alle regionali. E poi invece i voti di De Luca finiscono all'asta, senza di me non si vince. Questo per quanto riguarda la politica. Vediamo ancora nel taglio centrale l'idea di impresa che sopravvive a Don Matteo.
Matteo, queste sempre notizie legate ovviamente al maxi sequestro legato a Messina Denaro. Nel taglio basso, Giusy Vitale, la regina dei supermercati, diventa cavaliere del lavoro, quindi questo riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica ad una imprenditrice siciliana. E poi, a proposito di donne, il telegramma da Palermo che consentì alle donne l'elezione. Oggi si ricorda un po' la storia, donne al voto per il referendum il 2 giugno del 1946, quindi le donne e il loro diritto al voto. Vediamo all'interno, dicevamo, la politica. De Luca mette all'asta la sua candidatura, il centrosinistra però resta freddo, il leader di Sud Chiama Nord ufficialmente in corsa come governatore, dice: mi cercano tutti, senza di me non si vince. Quindi c'è chi si prepara alle prossime elezioni regionali una volta archiviata la parentesi delle amministrative, e un altro che si prepara alla sua corsa, ma sicuramente per le politiche, per poi insomma le prossime elezioni dopo Meloni. Folla per Vannacci a Catania, ci presenteremo alle regionali. Intanto dice il generale che comunque ha delle ambizioni importanti. Prima tappa siciliana per il movimento del generale, che appunto fa uno show contro i migranti, attacca il governo Schifani, valutazione non lusinghiera. Andiamo a vedere il giornale di Sicilia, l'apertura ovviamente dedicata a quella che tu dicevi, Angelo, era la notizia del giorno. Dalla droga il tesoro del superboss, il 10% dello spaccio finiva nelle tasche di Messina Denaro, 3 arresti e sequestri per 200 milioni. E poi vediamo dai raid a Sicily by car, è una sfida continua, le indagini sugli attentati nel regno dei Lo Piccolo, cambiati gli equilibri. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Scoperto il tesoro di Messina Denaro, 250 milioni da Andorra al Libano. Il procuratore di Palermo De Lucia: è solo una parte, ci sono ancora parecchi capitali. Ovviamente il lavoro incessante della procura di Palermo, che continua ad indagare nonostante, ricordiamo, la morte del boss, perché si cerca di ricostruire un periodo di storia fondamentale anche per la lotta alla mafia, questi 30 anni di latitanza che sicuramente sono stati favoriti da un nutrito gruppo di persone a fianco di Messina Denaro. E poi la politica. Messina, Federico Basile si è reinsediato, il sindaco uscente che poi si era dimesso per tornare alle elezioni è stato riconfermato dai cittadini. Ieri il passaggio della fascia tricolore dal commissario Mattei, che ha traghettato il comune appunto fino alle elezioni, al sindaco rieletto a furor di popolo. Resa dei conti nel centrodestra, parla la sottosegretaria Matilde Siracusano e accusa gli alleati. E poi vediamo ancora altre notizie. Via libera dal Ministero della Salute, sempre a Messina, l'ospedale Piemonte cambia volto, ok al finanziamento di 91 milioni. Sarà potenziata l'assistenza e l'attività di ricerca del centro neurolesi Bonino Puleio. Ancora vediamo altre notizie. Si parla di ponte, arriva il parere dell'autorità dei trasporti, la D della Stretto lo definisce uno step importante verso la nuova delibera CIPES. L'art giuridica ha adeguato il piano delle tariffe di pedaggio, ma formula una serie di osservazioni. Andiamo ancora, se abbiamo del tempo, a vedere la prima pagina della Sicilia. Il titolo che oggi sceglie il quotidiano è Follow the Money, che riprende il metodo Falcone, cioè quello di seguire i soldi, la pista più importante per quanto riguarda la lotta alla mafia. Aperta la cassaforte di Messina Denaro, il tesoro della droga valeva 200 milioni. E poi resort, lingotti e conti nei paradisi fiscali, al boss va il 10%, i segreti del sistema. Insomma, abbiamo già visto e approfondito queste notizie. Poi vediamo ancora intanto il centrodestra per quanto riguarda la regione nel caos, l'MPA minaccia la crisi di governo, Mulè dice fare presto, non si placa la bufera nel centrodestra dopo il flop alle amministrative, l'MPA accusa la Lega su Agrigento e minaccia conseguenze per il governo, Schifani esorcizza il voto anticipato e Mulè che invece dice fare presto. E poi sempre a proposito di politica, De Luca in campo subito alle
alle urne, io parlo con tutti, no però a Lavardera. Diciamo che fra i due ultimamente non corre buon sangue. Non c'è più la sintonia. stessa intesa che c'era qualche mese fa. Abbiamo qualcos'altro da fare vedere dai giornali? Ti faccio vedere naturalmente il Catania, ancora se ne parla, il caso. Catania si indigna dopo la follia ultra, la città di Serie C, così scrive oggi la Sicilia, e poi il Catania dopo la delusione playoff, ora Pelligra valuta nuove strategie che sicuramente tu conoscerai, Angelo. Conoscerò, insomma. Facciamo decidere a Pelligra. Okay. Ci mancherebbe. Guarda, è intervenuto anche Trantino sulla Catania, lo vediamo sulla pagina di Catania e provincia. Il sindaco dice: mercoledì sera infangata la città che tifa, quanto accaduto non rappresenta questa città. Naturalmente ci si riferisce agli scontri, insomma. Diciamo ai lanci di fumogeni, esatto, e delle bombe carta che sono state lanciate da diversi settori del campo. Alla tensione, poi certo c'è anche ovviamente l'amarezza per questa mancata vittoria, qualificazione soprattutto alla finale. Alla finale, sì. E poi restiamo un attimo su questa pagina, cambiamo argomento, si parla di mala movida a Catania e le notti insonni, cerchiamo soluzioni condivise alla denuncia di residenti e operatori turistici, soprattutto i residenti del centro storico. Insomma, sono anni che si battono per avere una movida più sicura e meno caotica. Grazie allora Emanuela per il contributo con i quotidiani regionali. Abbiamo visto cosa scrivono stamattina i quotidiani, cosa c'è sui quotidiani in edicola. Adesso però vediamo la situazione traffico. Abbiamo intravisto prima qualche immagine, adesso vi mostriamo il Tondo Gioieni. Eccolo qui, il Tondo Gioieni, con un traffico che in direzione Ognina, per quello che stiamo vedendo, quindi sono le auto a sinistra del vostro teleschermo, sembrerebbe un po' più intasato. Possiamo andare a vedere invece la situazione su via Vincenzo Giuffrida, dove comunque sia in ingresso che in uscita c'è un traffico piuttosto sostenuto. Le auto stanno adesso muovendosi, ma erano ferme prima al semaforo pedonale, e quindi diciamo che la situazione traffico è piuttosto intensa questa mattina. E come possiamo vedere anche sulla circonvallazione, torniamo sulla parte bassa di viale Odorico da Pordenone, traffico in aumento e auto che procedono a rilento. Lasciamo il traffico per andare a vedere qual è la situazione sull'Etna. La parte sommitale del vulcano in questo momento è coperta dalle nuvole, il cielo non è per niente, diciamo, sgombro oggi, come possiamo vedere anche da quest'altra ripresa che ci arriva da Taormina. Siamo sul Golfo di Taormina e vedete comunque il cielo che è assolutamente nuvoloso, coperto. Non è, diciamo, un coperto invernale, però certamente non è il cielo che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Staremo a vedere, fra poco vedremo anche le previsioni meteo. Adesso noi ci fermiamo e poi riprenderemo la lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali, con i fatti italiani ma anche internazionali, soprattutto perché ci sono delle novità che arrivano dal Medio Oriente, dal Golfo e non solo. Fra poco con Emanuela Corsi. Allora, torniamo di nuovo in diretta. Buongiorno Sicilia, come anticipato. Adesso con Emanuela Corsi andiamo a leggere i quotidiani nazionali. Sì, tante notizie, lo vediamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Intanto la fotonotizia che oggi troviamo su tutti i quotidiani è questa, dedicata al crollo di Sinner al Roland Garros. Malore è resa a un passo dalla vittoria. Mancava l'ultimo game praticamente per chiudere la partita, però devo dire che quest'anno al Roland Garros ci sono diversi giocatori che hanno accusato Malori. Probabilmente il forte caldo, qualcuno ha avuto delle insolazioni, sì, qualcuno ha perso anche i sensi, insomma la situazione là
piuttosto complicata. Sì, no, anche perché, come dicevi tu, ricordiamo che in questo momento c'è un'ondata di caldo anomala che sta colpendo non solo il nord Italia, ma anche il resto dell'Europa, d'Europa. soprattutto del nord. Addirittura in Inghilterra si registrano 36 gradi, temperature mai viste, quindi anche perché consideriamo siamo a maggio, quindi potrebbe anche questo aver influito. Sicuramente siamo molto al di sopra delle medie stagionali, quindi per questi atleti questo caldo improvviso potrebbe sicuramente essere un problema. Comunque a un passo dalla vittoria, dicevamo, con Serundolo che lo ha rimontato quando era proprio a un passo dal vincere. Il medico sportivo però dice potrebbe essere eccesso di stress, e poi segnali però che non tornano, i misteri di Yannick, il campione, lo staff, i dubbi. Ricordiamo che ora, al di là di quello che sta accadendo al Roland Garros, però spesso Sinner ha questi cali improvvisi, soprattutto problemi anche intestinali, gastrointestinali, spesso. Però dobbiamo anche dire che è un uomo, è un essere umano, e certo, quindi però come tutti gli uomini. Poco tempo fa è successo qualcosa di simile anche al Foro Italico, all'Internazionale d'Italia. Esatto, quindi insomma bisogna anche capire anche dal punto di vista dell'alimentazione. Però credo che lì fossero problemi di carattere muscolare, qui ci sono stati altri problemi. Adesso però spesso lui accusa nausea, ecco, questa è la cosa, ma poi sarà tutto un insieme di fattori, naturalmente non siamo noi che sappiamo cosa sta accadendo a Sinner. Ma poi vediamo l'altra notizia: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni dell'Unione Europea. Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa. Adesso la Meloni un po' si smarca da questi fondi che tutti i paesi dovevano destinare, fondi della parte del PIL appunto per il riarmo. La lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare, energia, usate i fondi di coesione. Questa è la lettera appunto del commissario europeo Raffaele Fitto ai 27 che provoca il no delle regioni. Non sono bancomat, replicano. E poi oggi c'è un'intervista al ministro Foti che dice sul PNRR grande lavoro, ora Bruxelles ci ascolti. L'Italia ha fatto un lavoro eccezionale sul PNRR, dice il ministro Foti, però adesso chiede che Bruxelles ci ascolti. Anche qui vediamo naturalmente la notizia legata a questa inchiesta, a questa indagine della DDA di Palermo. Messina Denaro il pizzo del 10% pagato da tutti, caccia al tesoro della boss. E poi naturalmente la guerra nel Golfo, Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa ma manca adesso l'ok di Trump. Annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. Ci sono altre due notizie: minacciano i dissidenti, indagati 2 iraniani e un attacco all'Italia, indagine della Procura di Milano. E poi c'è un'altra indagine che riguarda però l'uccisione di un ragazzo di 22 anni avvenuta a Milano alla stazione Certosa, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato, addirittura persone abbia ucciso questo 22enne che appunto non c'entrava assolutamente nulla con questa gang di Latinos. Vediamo nel taglio alto due notizie. Intanto l'intervento del ministro Valditara che dice: un professore aggredito sbaglia a non denunciare. Il ministro fa riferimento all'ultimo fatto di cronaca che vede 2 professori a Parma aggrediti da un gruppo di studenti, da una gang di ragazzini. I professori hanno scelto di non denunciare perché a loro avviso non è educativo, però diciamo questa scelta ha fatto storcere un po' il naso a tanti, soprattutto al ministro che è intervenuto dicendo invece bisogna denunciare questi fatti. E poi si parla del caso di Garlasco, chiesta per esempio adesso la perizia psichiatrica. La procura vuole appunto che Sempio venga sottoposto a questa perizia. Vediamo la Repubblica di oggi: fondi Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, rispondono. Retromarcia di Meloni poi sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Per quanto riguarda
La guerra in Ucraina, c'è un morto italiano, ucciso in Ucraina l'ex alpino ligure volontario di guerra, che vediamo appunto in questa foto, era uno spezzino. E poi USA-Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto senza pedaggi. Anche qui Sinner, sconfitta shock, non avevo vie d'uscita. Nel taglio basso si parla ancora di questa Tangentopoli che vede il Partito Socialista nel mirino delle indagini in Spagna, nel fortino spagnolo dei socialisti a difesa di Sanchez, e poi invece in Italia Brambilla in TV sotto inchiesta per false fatture. Ancora sempre nel taglio basso, Messina Denaro, sequestrato tesoro per 200 milioni di euro. La Stampa, aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea. Poi vediamo Sinner, non sono un robot, e invece su Avvenire si parla della guerra in Ucraina. Destino ignoto. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni russi. In Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 scomparsi. Intanto Mosca nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali, 4.000 i rapiti. Oggi Avvenire fa un po' i conti di quelli che sono gli effetti della guerra, soprattutto delle persone che sono scomparse o uccise durante appunto questi conflitti. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino. Energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. Anche qui Sinner battuto da calda e fatica, Yannick non sono un robot. E poi nel taglio basso i PM su Sempio, perizia psichiatrica, si muove la procura di Pavia, i legali stupiti dal tempismo. Vediamo il Messaggero, crollo Sinner in alto e poi fondi di coesione per il caro energia, ma c'è una notizia di cronaca, l'ennesima purtroppo, arriva da Roma, una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni. Questo sarebbe accaduto in un palazzo abbandonato, ci sono 5 arresti. Anche Il Tempo parla di questa notizia e scrive belve a Tor Cervara. Ma quale fatalità, Roma caput stupri, questo l'allarme del Tempo a dicembre, mentre 10 giorni fa, il 19 maggio, il nostro giornale ha denunciato tutti i pericoli di Tor Cervara, e proprio lì una 32enne è stata stuprata per 3 giorni da un branco di stranieri, 5 finiti in manette con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, 11 espulsi, un luogo diventato simbolo del degrado della capitale, le proteste inascoltate dei residenti. Quindi c'era un allarme effettivamente a Tor Cervara che a quanto pare è rimasto inascoltato fino all'ennesimo caso, l'ennesimo stupro di una donna di 32 anni. Siamo in tempo per leggere qualcos'altro, se voi abbiamo un minuto appena. Allora vediamo il giornale. La pace nelle mani di Trump, questa diciamo è un po' una storia a puntate, quindi l'ultima puntata adesso vede Trump tentennare prima di decidere se questo accordo va bene tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra nel Golfo. Il tycoon si prende, questa volta però solo 2 giorni di tempo. E poi il giornale parla di un pericolo jihadista in Italia, Islam radicale in Italia, Meloni rischio reale, ora l'Emilia è un caso. Dopo il fatto di Modena si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme della Premier. E poi Yannick e il suo male, addio al Roland Garros. Vediamo ancora il manifesto di oggi, scrive Pianeta Libano, questo è il titolo principale, le bombe israeliane salgono dal sud libanese e arrivano a colpire Beirut. Nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-Stati Uniti, avanza con caccia e tank come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Vediamo nel taglio basso queste 2 notizie. Intanto andiamo negli Stati Uniti, nel New Jersey, l'ICE, ricordiamo la temibile
incredibile polizia voluta da Trump sfodera i taser contro i manifestanti. Accade a Delaney Hall, che è un centro di accoglienza per migranti di Newark, quindi siamo appunto nel New Jersey. E poi la Svezia nega l'asilo, in Turchia rischia la vita, è la storia di questa attivista trans curda. La Svezia ha respinto la richiesta d'asilo per Bella Demat, nonostante in Turchia l'attivista LGBTQ trans e curda abbia già patito minacce, violenze e persecuzioni. La motivazione: in Turchia non c'è una legge che criminalizzi l'orientamento sessuale, ma a quanto pare invece non è così. Grazie Emanuela, ci ritroviamo con te più avanti. Intanto ci dobbiamo fermare, una breve sosta e poi saremo di nuovo insieme a voi a Buongiorno Sicilia con i primi ospiti della nostra mattinata. Eccoci di nuovo insieme. Stamattina vi raccontiamo una bella storia di integrazione. Con me in studio c'è Abdallah Dadi, buongiorno. Buongiorno. E con lui Andrea Graziano, che è un imprenditore. Buongiorno, Angela, grazie per essere con noi stamattina. Perché dico una bella storia di integrazione, di inclusione? Perché la storia di Abdallah è una storia che comincia tanti anni fa. Quando sei arrivato in Italia tu? Nel 2011 sono passati un po' di anni, no? Un bel po' di Un anni. bel po' di anni. E in questi anni tu sei riuscito non solo a integrarti, ma adesso poi ci racconterai quello che stai facendo. Hai sviluppato una passione, hai incontrato una persona, in questo caso Andrea Graziano, che è diventato una sorta di tuo prima tutor, adesso socio, quindi magari cerchiamo di capire le cose come sono andate. Vorrei dire anche ad Andrea Graziano, l'intuizione di ritrovarsi con una persona che arriva da così lontano e scommettere su questa persona è anche quella una grande capacità. Ma guarda, è stato fondamentale il nostro percorso, perché è arrivato da me a 15 anni con uno stage attraverso una comunità, e devo dirti che da subito ho visto che aveva una voglia, un sacro fuoco, come si suole dire, e quindi negli anni abbiamo fatto assieme un percorso. Devo dirti che anch'io ho imparato tanto da lui, perché ha tra le tante sue qualità quella di capire le persone, di metterle a loro agio, quindi oltre a essere bravo in quello che fa in cucina, stiamo nella vedendo tecnica, delle immagini in questo momento. sì, ha una sensibilità spiccata. Ti dicevo, negli anni abbiamo fatto tanti progetti assieme e l'ultimo è stato quello che mi ha emozionato di più, l'ultimo, il nuovo nato, perché più volte ho cercato di distoglierlo dal pensiero, perché lui dice no, ma secondo me dobbiamo fare questa cosa. Io ho detto guarda, ma perché? Sono un sacco di complicazioni. Io che faccio l'imprenditore da 25 anni nel mondo della ristorazione so quanto è difficile, però lui a un certo punto mi ha detto a me non mi interessa dei soldi, non mi interessa se lavoro di più, però quando io sono arrivato con la barca avevo questo sogno e farlo assieme a te sarebbe per me bellissimo. A quel punto io ho alzato le mani e ho detto allora lo faremo. Lo stiamo vedendo già praticamente. Questo cos'è? Un kebab, giusto? Un kebab, sì. Però in questo kebab c'è una sorta di fusione, di integrazione di quelle che sono le culture di diversi paesi. Ci sono materie prime che arrivano dal nostro paese, ci sono delle salse particolari, insomma non è il solito kebab quello che tu hai pensato. No, non è il solito kebab. Questo qui abbiamo cercato di utilizzare più culture sparse nel mondo, più spiedi sparsi nel mondo, e abbiamo cercato di farli artigianalmente qua con i nostri prodotti mediterranei, spezie siciliane, cioè le cose intorno qua nel territorio siciliano, diciamo. Immagino che per te non è stato comunque semplice arrivare dove sei arrivato, No. perché arrivare con un barcone e passare, vivere tutto quello che si vive chiaramente, non solo una traversata, ma poi trovare dei punti di riferimento. Tu hai scelto, ti sei integrato perché magari hai scoperto una tua passione, oppure hai coltivato quella passione che magari da piccolo avevi. Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto delle difficoltà?
No, le difficoltà ci sono state, cioè, questa passione già ce l'ho da piccola, anche a casa, in paese, quando ero piccolo, sempre con la mamma cercavo di aiutarla in qualche modo, perché ci dobbiamo arrangiare, perché mio papà è sempre fuori per questioni di lavoro, torna una volta, 2 volte al mese, c'era una situazione un po' particolare. E poi quando arrivai qua, tramite la barca, Lampedusa, sono rimasto in un centro di accoglienza qui a Catania, e qui veramente ringrazio gli italiani e ringrazio anche la gente che ha organizzato tutta questa cosa, perché sono state bravissime, sono tutte accoglienti, ci hanno aiutato un sacco e mi hanno inserito nel settore, mi hanno inserito nelle scuole varie per imparare l'italiano e piano piano mi hanno mandato a fare uno stage per aiutarmi a inserirmi nel settore lavorativo. Mi hanno chiesto cosa ti piace, ho scelto la cucina perché già mi attira molto rispetto ad altri lavori, e ho conosciuto Andrea Graziano. E qui diciamo, è nata proprio questa sinergia, è nata questa collaborazione, questa diciamo collaborazione così. insieme. Allora, sappiamo che quando si fa qualcosa di nuovo, iniziano un'avventura, ci sono tanti dubbi, ci sono tante incertezze, l'abbiamo detto, ma è proprio sicuro, lo vogliamo fare, però questa idea di mettere insieme quelle che sono le diverse culture, perché non è soltanto la cultura italiana e quella tunisina, diciamo, che c'è in questo nuovo kebab che hai pensato. Come si chiama? C'è un nome particolare oppure non l'avete ancora chiamato? Ha un nome particolare, diciamo è un kebab ibrido, è una miscellanea di diverse culture, quindi si chiama Kebastard. Che non è un nome fine a se stesso, non è solo per lanciare una sfida, è realmente il risultato di uno studio, di tanti viaggi che abbiamo fatto, e di fatto raccontiamo territori lontani tra loro, non solo per distanza ma anche per radici culturali, che però hanno un comune denominatore che li mette assieme, cioè la cultura della cucina della carne allo spiedo e sul fuoco. Quindi abbiamo messo assieme, non abbiamo preso una sola tradizione, quindi sicuramente il nostro focus è il Mediterraneo, quindi il Medio Oriente, la Grecia, il Libano, ma abbiamo preso spunto dalla cucina orientale, quindi dalla Thailandia, dal Giappone, dal Pakistan, anche dal Messico, dove ci sono elementi nelle loro radici di questa cottura allo spiedo. Abbiamo messo un po' del nostro con amici produttori d'eccellenza, addirittura siamo riusciti a fare dei mix di spezie medio orientali ma con i prodotti realizzati qua in Sicilia, quindi abbiamo dei produttori di Sommacco, il sesamo di Ispica, l'origano siciliano, quindi abbiamo fatto dei mix che sono veramente lo specchio della società che viviamo. Mi togliete una curiosità, ma quanto è durato lo studio di questo kebab? Cioè, voglio dire, avete fatto quante prove, quante... Io gli portavo la testa di realizzare questo sogno già da 2 anni quasi circa, e lui mi diceva sempre in continuazione: guarda che è difficile, guarda che come stai lavorando ora può essere che non è uguale, io gli ho detto non è per questione di soldi, però intanto lo facciamo, poi vediamo quello che succede. Comunque per perché testare... è un sogno che c'avevo, che lo volevo fare da ma il prodotto finito, questo kebab nuovo, l'avete provato? Tu pensa che abbiamo fatto arrivare delle macchine dalla Turchia che lavorano col fuoco vivo e la pietra lavica. Tra l'altro questa cosa della pietra lavica per noi catanesi è una cosa, un marchio di fabbrica, quindi mi piaceva molto. Abbiamo fatto uno studio importante sulle carni, tra l'altro anche è una storia un po' di riscatto, non solo delle persone che fanno parte di questo progetto, ma anche di un prodotto che spesso è bistrattato, perché di solito il kebab si pensa a una cosa super junk. Invece abbiamo fatto veramente un lavoro sulle carni, usiamo le carni italiane, tra l'altro certificate halal, che è un altro motivo di inclusione, e facciamo una lavorazione. Lui tra l'altro ha una magia nelle mani che fa parte del suo trascorso, nelle marinature, nel mix di spezie, e allo stesso modo abbiamo fatto un grande studio sulla realizzazione della piadina che facciamo al momento, quindi la stiriamo e la cuociamo al momento, e ti devo dire, per le salse usiamo lo yogurt di bufalo artigianale di Ragusa, quindi veramente un mix, un imbastardimento nell'accezione positiva. C'è stato uno studio piuttosto, diciamo, serrato, e quando si arriva all'obiettivo,
perché l'obiettivo ormai c'è, è concreto, si può toccare con mano, qual è la soddisfazione più grande? Che cosa si prova? Ma soprattutto per te, attenzione, perché immaginiamo che tu non hai il percorso che ha un imprenditore che comunque nasce nella sua terra, si sviluppa, si studia, va bene, però tu hai tanto un vissuto che nessuno ha. Forse questo ti ha aiutato ad arrivare poi. Sì, allora quando siamo arrivati a questo punto abbiamo avviato questo progetto, questo sogno, ero, soprattutto il giorno dell'apertura, ero l'uomo più felice del mondo. Quindi insomma c'è grande felicità e grande grande soddisfazione felicità, per quello soddisfazione. che si è fatto. Allora mi ricordate il nome di questo kebab? Si chiama che? Che basta. Che basta. Benissimo, allora lo scopriremo, lo scopriremo. Grazie per essere stati questa mattina con noi, grazie ad Andrea Graziano, imprenditore della Grazie ristorazione, grazie anche a Abdallah Dadi, anche se in tanti insomma lo chiamano Daddy, giusto? Daddy, sì. Benissimo, grazie per essere stati con noi, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Ci dobbiamo fermare, adesso parleremo d'altro perché qui a Buongiorno Sicilia si cambia argomento da un momento all'altro, parliamo di salute e cerchiamo di capire come parliamo di salute. Prima c'è il meteo, ci mancherebbe altro. Vediamo le previsioni meteo. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole prevalente venerdì sul nostro territorio, da segnalare solo un po' di residua variabilità sulle prealpi occidentali, settori interni della Liguria e Toscana e qualche nuovo fenomeno invece che interesserà l'Appennino meridionale e il Basso Tirreno. Sulla Sicilia infatti da segnalare qualche fenomeno che interesserà i settori interni, localmente anche a sfondo temporalesco. Altrove splenderà il sole con venti deboli e mari poco mossi, caldo sì ma senza particolari eccessi, con punte infatti intorno ai 27-28 gradi. Nel corso della giornata di sabato sulla Sicilia ancora sole prevalente, sempre maggiore variabilità specie nelle ore pomeridiane sui settori interni, i venti saranno ancora deboli e con mari calmi o poco mossi e le temperature massime non subiranno particolari variazioni, saranno solo in lieve ripresa. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione. Con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi l'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, c'è chi la vuole cotta, abbiamo visto un bellissimo promo, do il benvenuto, una buona giornata alla dottoressa, alla professoressa Vera Tomaselli, che è docente di statistica sociale
all'Università di Catania, Dipartimento di Economia e di Impresa. Giusto? Sì. Benissimo, grazie per essere con noi. Grazie Lei è anche all'invito. membro del SIEDIS. Sì, Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica. Adesso cerchiamo di capire perché Sì, ci vediamo stamattina, di che cosa vogliamo parlare, Esattamente. perché parliamo di salute, Sì. ma la salute ha anche dei risvolti economici da questo punto di vista e cerchiamo di capire questi per 2 giorni. Oggi è il giorno Quasi conclusivo, 3, sì, oggi è il giorno siamo quasi oggi diciamo, pomeriggio l'ultimo chiudiamo. giorno, chiuderete i lavori. Se ne è parlato a Catania, abbiamo parlato di una sola salute, ma una sola salute vista a 360 gradi. Esatto, abbiamo parlato soprattutto di un modo di intendere la salute e attraverso un approccio che definiamo di tipo integrato e multidimensionale a quelle che sono le problematiche relative al benessere collettivo. Un benessere collettivo che attraverso quello che è definito l'approccio One Health, quindi un approccio che tiene conto di più determinanti di salute, che hanno a che fare con le scienze sociali in generale, quindi con l'economia, con quelli che sono aspetti di tipo demografico, nonché di tipo sociale, sociologico, e in questa prospettiva si integrano tra di loro proprio per superare quella frammentazione di tipo analitico tra le scienze. Come se ci fossero dei compartimenti stagni a un certo punto? Sì, è stato così tradizionalmente, ma attraverso questo nuovo paradigma di analisi di quelle che sono le determinanti della salute, che non sono confinate soltanto ad esiti di tipo clinico, ma sono dovuti anche a fattori che hanno a che fare con l'ambiente, che hanno a che fare con l'andamento di quelli che sono fenomeni di tipo sociali, economici e sanitari, che certamente determinano lo stato di benessere della popolazione. Ma tutto questo ovviamente ha portato ad un confronto tra studiosi. Non si tratta di, che ne so, 20 persone che sono incontrate. No, qua parliamo affatto. di numeri importanti, siamo centinaia di persone, Sì. 300 circa le persone. Abbiamo avuto una grande partecipazione, tanti contributi, si sono appunto confrontati e sono stati soprattutto dei contributi che hanno tenuto conto non soltanto dell'andamento di certi fenomeni di cui noi tutti siamo testimoni e osservatori, ma hanno tenuto conto di questi fenomeni da un punto di vista scientifico, della singola scienza, diciamo, di appartenenza, ma soprattutto il nostro contributo principale, sono qui per testimoniarlo, è quello di analizzare i fenomeni attraverso i dati. Non un'analisi generale o un'analisi esclusivamente economica o sociologica dei dati, ma un'analisi statistica dei dati, cioè un'analisi che tiene conto di metodi e tecniche attraverso cui analizziamo i dati per produrre elementi di utilità per il decisore pubblico, perché la finalità dell'approccio stesso, dell'approccio One Health, è quello proprio di generare delle politiche pubbliche che possono avere come effetti la salute collettiva, ma che tengono conto di quelle che sono le relazioni, le interrelazioni tra fenomeni che hanno a che fare con l'ambiente, con l'andamento economico e con tutto quello che noi definiamo soprattutto welfare. E dunque dentro sono anche quelle che sono le cosiddette disuguaglianze che riguardano la salute, perché non tutti godiamo di tutti i servizi, dello stesso ambiente, della stessa situazione. Insomma, non è soltanto un dato che riguarda il Servizio Sanitario Nazionale. No, assolutamente no, proprio per superare questo steccato. Le diseguaglianze, il tema della diseguaglianza ha a che fare moltissimo e noi ne siamo come dire, vittime consapevoli probabilmente, ha a che fare anche con il territorio, per cui ad esempio oggi alle 11:30 avremo 2 sessioni plenarie, una che è organizzata dall'Istat Area Sud e dalla Regione Sicilia, che si occupa appunto di di tener conto delle diseguaglianze che sono determinate dal territorio e dall'essere su un territorio che è gravemente diciamo, interessato da fenomeni. Il tema di cui si occuperà questa sessione sarà appunto quello degli effetti di tipo ambientale che abbiamo subito recentemente con
l'uragano Harry. E poi avremo una sessione molto importante che è a cura del Centro di Ricerca d'Eccellenza per la riduzione del danno da fumo, che ha un'apertura di tipo internazionale. Infatti avremo dei contributi da studiosi della Cornell University, dalla Glasgow University, e in Sicilia nel nostro Ateneo abbiamo delle punte d'eccellenza di cui il professore Polosa rappresenta il fondatore appunto del centro di ricerca COER. Alle 14:30 avremo la presenza del presidente Istat, che invece ci illustrerà in maniera globale il rapporto annuale Istat, che tiene conto appunto di quelle che sono le dinamiche, gli andamenti di tipo economico, di tipo demografico, di tipo sociale, che riguardano i nostri territori, perché l'Italia non è un territorio e neanche la Sicilia lo è, devo dire, ma riguarda i nostri territori, in cui il tema delle diseguaglianze, delle disparità riguardo a erogazione e anche efficienza dei servizi si lega assolutamente a quelle che sono dinamiche che i territori vivono e che producono, soprattutto dinamiche che i territori producono. Professoressa, alla luce di questi 3 giorni, i lavori si concluderanno nella giornata di oggi. Pomeriggio. Difficile fare adesso un bilancio, sì. Però in che direzione stiamo andando? Questo glielo posso chiedere? Si riesce a bilanciare? C'è l'intenzione di poter in qualche modo trovare un punto di equilibrio, perché abbiamo visto che ci sono diversi temi, diverse diciamo, sfaccettature, ma si deve poi trovare il punto di incontro. Si deve trovare il punto di incontro e appunto il tema del convegno propone un punto di incontro che integri, diciamo, tutte le analisi che possono essere eseguite su determinati fenomeni che riguardano, ripeto, territori affetti anche da fenomeni differenti, quasi da patologie, tra virgolette, differenti. Il punto di incontro è rivolto al decisore pubblico. L'analisi dei dati, l'analisi scientifica dei dati permette di ottenere delle evidenze attraverso cui la proposta che viene fatta al decisore pubblico, perché diciamo, nell'ambito del convegno sono presenti figure istituzionali, oggi avremo delle presenze molto importanti, autorità istituzionali, autorità accademiche, autorità militari pure, perché? Perché l'analisi dei dati non è fine a se stessa. Noi che analizziamo dal punto di vista scientifico i dati, lo facciamo per esigenze di ricerca sicuramente, ma l'obiettivo è quello di fornire al decisore pubblico delle evidenze empiriche che possono basare quelle che sono l'elaborazione delle politiche. Le future decisioni che arriveranno poi da parte di chi amministra poi il nostro territorio. Esatto. Grazie per essere stata con noi, la professoressa Venera Tomaselli, docente di statistica sociale dell'Università di Catania, del Dipartimento di Economia e di Imprese. Grazie. Ancora. Adesso noi ci fermiamo un attimo, facciamo una breve sosta e poi apriremo un collegamento in esterna. Fra pochissimo, buongiorno Sicilia. Allora, eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso vediamo un po' di mare, perché no, ci sta anche bene, siamo alla fine di maggio, la bella stagione sta per arrivare e allora andiamo dalla nostra Veronica Barberino. Siamo in riva al mare per le immagini che ci girano dalla regia. Siamo a Marina di Ragusa. Buongiorno Veronica, buongiorno anche al tuo ospite Andrea Di Stefano, che è l'assessore alle frazioni e alle contrade del comune di Ragusa. Una bella spiaggia, dove ci troviamo esattamente il posto? Sì, Marina di Ragusa, ma... Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci troviamo sulla rotonda sul mare, perché noi dovete sapere che a Marina di Ragusa abbiamo una bella rotonda sulla spiaggia che affaccia sul mare e in questo momento siamo qua. Dietro c'è un mare fantastico, fa caldissimo, ho visto la webcam sull'Etna, su Catania ed era un po' nuvolo, qua invece è sgombro tutto, infatti noi tra un po' ci andiamo a fare il bagno. Bene, sono contento per voi, buongiorno. Buongiorno e grazie. Come ci stiamo preparando a questa nuova stagione estiva? Perché la spiaggia è bellissima. Diciamo che la programmazione comincia fra marzo e aprile e ora siamo nella fase proprio operativa della messa in posa di tutte quelle che sono le docce, le passerelle per favorire l'accesso alle persone con limitazione motoria. Docce di ultima generazione che consentono di
regolamentare, diciamo, il flusso di acqua, quindi che lo rendano rispettoso, a una tariffa, come dire, simbolica di 5 centesimi a doccia, con un sistema di fotovoltaico, quindi anche il rispetto per la natura, per l'ambiente viene sempre prima di tutto. Allora sì, stiamo preparando, infatti qua si prepara l'estate, giustamente la spiaggia, con che cosa? Pensando alle docce. Abbiamo un problema forse con la nostra Veronica, è andato via il segnale, noi stiamo vedendo fra le altre cose in questo momento. Ne sono andate 4, diceva. Sono già tutte attive. Ma come funzionano? Praticamente con delle tessere, con tecnologia FID, basta dare questo dispositivo alla si attiva il flusso d'acqua. E questo ci consente, insomma, di avere anche un'idea di quelli che sono i consumi reali poi. E non c'è spreco soprattutto, perché hanno un tempo e quindi si pagano 5 centesimi, 5 centesimi. a doccia. E ovviamente questo braccialetto viene ricaricato e poi... E si può riutilizzare perché è appunto ricaricabile, quindi la doccia ha una durata di 30 secondi con un flusso di circa 3 litri di acqua. Quindi abbiamo un po' anche questi dati che ci forniscono. E nelle immagini possiamo vedere anche che queste docce appunto hanno questo pannello solare, quindi sono a impatto energetico zero, e ce n'è anche una qui in zona dove siamo adesso per i disabili. Assolutamente sì, e in questo momento sono in corso d'opera anche le installazioni proprio per l'accesso. Tutto il territorio viene guardato da Marina di Ragusa fino a, diciamo, le altre zone del litorale ragusano, e vengono installati più di 10 accessi per persone con disabilità. Oltre che nel mese di luglio comincerà il servizio di Mare Senza Frontiere, che è un servizio di appunto assistito per queste persone che insomma vogliono godersi anche loro giustamente la spiaggia, con degli operatori che consentono loro di entrare in acqua, fare il bagno, utilizzare le docce, tutto a portata. Sì, tramite delle passerelle, lo abbiamo raccontato anche negli altri anni all'interno del TG. Abbiamo fatto vedere questa bellissima iniziativa. Veronica, chiedo scusa a te e al tuo ospite. Lei diceva prima, Assessore, che iniziate già a marzo a preparare questo tipo di strutture che servono poi, di impianti che servono per la stagione, per la bella stagione, per il mare. Ma da un punto di vista economico, è una spesa sostenibile per le amministrazioni, oppure sono delle spese così impossibili per cui si deve pensare a determinati finanziamenti, accordi con privati? Siete riusciti da soli a fare tutto, perché è una bella iniziativa. Stiamo vedendo adesso una doccia con il pannello solare sopra, una doccia per persone disabili, quella che abbiamo visto. Insomma, c'è un progetto, c'è un bel progetto che può essere esportato anche in altre aree della nostra regione, direi proprio. La sua domanda è pertinentissima e le faccio complimenti, perché oggettivamente sì, molto si basa su quelle che sono poi alla fine per ogni ente locale le risorse finanziarie. Più si è autonomi, sicuramente più veloci si va, e quindi questo in un'ottica di programmazione ci consente di appunto arrivare prima a raggiungere questi risultati, questi obiettivi e questa qualità del servizio, fondamentale per quei posti, quelle frazioni come Marina di Ragusa che vogliono crescere, perché le risposte sono più immediate. Servizio Mare Senza Frontiere è condiviso con l'ASPE, quindi questo è un altro organo importante che ci mette a disposizione delle figure. Sicuramente quegli enti che hanno difficoltà negli strumenti finanziari e non hanno la forza devono sicuramente valutare altre risorse, leve finanziarie per accedere, sì, assolutamente. Come possiamo vedere dalle immagini, c'è anche una bellissima e lunghissima pista ciclabile. Si è lavorato tanto per questa. Si è lavorato tanto perché noi pensiamo veramente che l'attività fisica per Ragusa, cioè lo sport in generale, perché per noi è importante, lo viviamo proprio dal punto di vista culturale. La nostra città è ricca di tutte le discipline possibili e immaginabili, e quindi anche la pista ciclabile diventa, come dire, un coronamento di un servizio di qualità. E anche la situazione parcheggi, Angelo, si lavora anche su questo. La viabilità in zone come Marina di Ragusa diventa fondamentale, quindi cercare di disciplinarla e massimizzare al massimo e rendere quanto più possibile la possibilità alle persone di arrivare comodamente, godersi una giornata di mare e rientrare con una cifra normalissima. Questo è importante assolutamente, anche per l'economia diventa fondamentale.
E chiedo... niente, poi ancora pulizia degli arenili, diciamo che Marina è pronta. Marina è pronta e siamo molto attenti e devo dire che c'è anche una comunità attiva e sensibile che veramente ci aiuta nel migliorarsi sempre, perché poi tutto passa dall'ascolto del cittadino e del turista che ci viene a trovare. Assessore, Già, ci sono tantissimi. Veronica, ti chiedo scusa. Sì. L'assessore faceva prima riferimento alla viabilità, ai parcheggi. Ho capito che c'è una vocazione green in tutto quello che è stato questa progettualità. Si è pensato anche a chi ha adottato il green per la mobilità? Ci sono delle postazioni di ricarica messe a disposizione in qualche modo? Ci avete pensato? Voglio dire, anche questo è un aspetto che in qualche modo richiama poi un certo tipo di turismo. Assolutamente sì, lei consideri che generalmente Non abbiamo più il collegamento un attimo con Veronica Barbarino e con l'assessore Andrea Di Stefano da Ragusa, magari cercheremo di ripristinarlo a breve con la regia che a breve ci darà delle indicazioni, fra poco torneremo. Nel frattempo però dalla redazione, e cambiamo tema, cambiamo argomento, purtroppo ahimè vi devo dare un aggiornamento di cronaca perché siamo su Catania, ci sono stati attimi di tensione nella serata di ieri dove sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in via Palermo nei pressi del numero civico 851. L'allarme è scattato alle 22:30 quando una segnalazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile. Giunti sul posto i militari hanno avviato i rilievi e poi le verifiche nell'area interessata hanno permesso di recuperare 4 bossoli calibro 3,80 successivamente sequestrati. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali persone coinvolte. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e possibilmente risalire anche agli autori della sparatoria che di cui vi abbiamo dato conto. E allora adesso è il momento, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento, ma adesso c'è l'oroscopo. Avrei bisogno di capire se siamo in collegamento con il nostro Marco Amato. Vedo anche Marco Amato, c'è la sigla dell'oroscopo e andiamo allora a vedere cosa ci dicono le stelle per oggi. Molto bene, grazie, una buona giornata anche a te Marco, ben trovato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora è venerdì, siamo nel fine settimana, no? E allora arrivano le previsioni per il weekend. Esatto, e quindi vi annuncio un weekend con una splendida luna piena in Sagittario. Il weekend parte dalla luna in Scorpione con un assetto planetario abbastanza complesso, ma poi si dipana in una meravigliosa luna in Sagittario che porta un buon augurio. Allora, vediamo per i segni zodiacali cosa porterà Ariete. Per voi è assolutamente uno splendido fine settimana perché finalmente tutto si rende chiaro e palese, soprattutto in amore e in quelli che sono i progetti espansionistici, l'ambizione, la carriera, ma anche un viaggio che potete desiderare di fare. Toro, per voi invece il fine settimana risulta oggi un pochino complesso perché la luna sarà ancora in Scorpione, per cui sembra un fine settimana senza aspettative. Gli astri vi meraviglieranno perché amore e passione proromperanno per il Toro proprio tra la notte di sabato e la domenica e sarà assolutamente meravigliosa. Gemelli, per voi il cielo zodiacale mette una luna piena proprio nell'area delle vostre relazioni, per cui i gemelli devono pensare a una nuova immagine di se stessi, a una nuova maniera di porsi, tanto al lavoro quanto in amore. Cancro, per voi il venerdì e la mezza giornata di sabato sono assolutamente positive perché vivrete delle emozioni molto forti, ma i programmi con la luna che sfugge in Sagittario probabilmente non saranno quelli che vi aspettavate, quindi pazientate un po', ma Venere è da voi, quindi cosa volere di più? Leone, per voi uno splendido fine settimana, la luna piena in Sagittario di fuoco come voi vi aiuta a gestire molto meglio tutto quello che riguarda
la relazione di coppia, ma siete anche più forti del fatto che sapete di avere un patrimonio affettivo dalla vostra parte solido e concreto. Il leone ancora una volta trionfa. Vergine, per voi oggi e la mezza giornata di domani saranno molto positive. La luna in Sagittario vi farà fare delle considerazioni importanti, ovvero quello di decidere cosa non può più stare con voi, cosa non può più venire con voi, e la pazienza che avete nelle vostre relazioni che a volte gli altri sanno gestire poco e male. Bilancia, per voi il fine settimana è ottimo perché la luna in Sagittario vi regala una chiarezza comunicativa, un istinto quasi a non trattenere più le cose che diplomaticamente tentavate di contenere. Non è più necessario questo, quindi liberatevi. Scorpione, ottimo perché per voi la luna domani sarà ancora nei vostri gradi, ma già da sabato sera la luna in Sagittario dà chiarezza a tutto quello che è il vostro piano concreto, le vostre prospettive e tutto quello che vorrete dalla vita. Sagittario, protagonisti di questo weekend con una luna piena nei vostri gradi che impazza e che vi innamora e che vi lascia assolutamente senza fiato rispetto a delle emozioni che non volevate vedere. Imprevisti e possibilità sono assolutamente all'ordine del giorno in questo weekend. Capricorno, per voi è una luna molto importante perché fa chiarezza nel vostro interiore. Questo weekend avrete la piena contezza di cosa siete e di cosa volete per il futuro. Acquario, una luna piena amica in questo weekend che vi aiuterà a gestire tutti i rapporti con gli amici e con i colleghi in una maniera corale e molto serena e baldanzosa e ridanciana, per cui un buon umore per un acquario che ancora non vuole cedere all'amore, ma che sicuramente ritrova tutto l'affetto amicale possibile. Pesci, per voi è una luna abbastanza complessa perché in quadratura vi dice semplicemente quali sono le vostre ambizioni interiori, quello che volete ottenere dalla carriera e quello che otterrete semplicemente desiderandolo. Tutto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Buongiorno Angelo, ci rivediamo la settimana prossima e buongiorno Sicilia. Buon weekend. Grazie a te Marco, buon weekend, buon fine settimana anche a te. Adesso immancabili ci sono gli appuntamenti da non perdere in Sicilia in questo fine settimana. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. A Palermo prosegue fino a domenica 31 maggio il Sicilia Queer Film Fest, ospitato ai cantieri culturali alla Zisa. La 16ª edizione del festival porta in città proiezioni, incontri e oltre 80 film in programma, con uno sguardo sul cinema indipendente e sulle nuove narrazioni contemporanee. Al Teatro Greco-Romano di Catania prende il via l'Amenanos Festival, in programma da giovedì 28 maggio al 4 giugno. La rassegna torna a valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città con un ciclo di rappresentazioni classiche, greche e latine, tra teatro antico, patrimonio archeologico e spettacolo dal vivo. Tra sabato 30 e domenica 31 maggio all'Orto Botanico di Catania torna Gulliver, spettacolo di teatro e musica ambientato tra le piante dello storico giardino universitario. Sono previste repliche serali con un percorso scenico che unisce racconto, suono e spazio naturale. A Vittoria continua fino a domenica 31 maggio Scenica Festival, rassegna dedicata ad arti performative, teatro e circo contemporaneo. La città ospita spettacoli e appuntamenti diffusi, confermando il festival come uno degli eventi culturali più riconoscibili del territorio ibleo. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, Ragusa Ibla celebra la festa di San Giorgio Martire, patrono della città. Un appuntamento religioso e popolare molto sentito, che anima il centro storico con celebrazioni, momenti di tradizione e la partecipazione della comunità.
Ad Alcamo resta visitabile fino a domenica 31 maggio Generazione Sicilia, progetto espositivo ospitato alla Cittadella dei Giovani. In mostra le opere di Loredana Longo e Francesca Polizzi, in una tappa della collezione Elencart dedicata all'arte contemporanea siciliana. Domenica 31 maggio a Casteldaccia torna Cantine Aperte con Duca di Sala Paruta. L'appuntamento prevede visite guidate, musica e momenti dedicati alla scoperta di una delle realtà storiche del territorio, tra cultura del vino, accoglienza e valorizzazione del paesaggio. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E adesso dagli appuntamenti da non perdere assolutamente nel fine settimana alle ultime, alle curiosità dei giornali, come sempre a quest'ora con la nostra Emanuela. Parliamo di Belén Rodriguez, Angelo, perché non è un bel momento per la showgirl argentina. Tra l'altro adesso è stata pure denunciata perché ha causato degli incidenti, ci sono delle persone ferite, non in maniera grave, però insomma è stata denunciata per omissione di soccorso perché non si è fermata. Questa è una settimana nera, scrive Repubblica, per la showgirl. Sabato gli schianti in auto e la fuga, lunedì le scandescenze a casa e l'arrivo della polizia. Lunedì la conduttrice era stata ricoverata al policlinico dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa che l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto. Belén Rodriguez ha affrontato pubblicamente il tema della depressione e degli attacchi di panico, problemi di cui soffre da tempo e per i quali si sta curando. Ma torniamo a questo incidente. In via San Marco l'auto della showgirl ha centrato uno scooter e due mezzi in sosta, ferendo lievemente 3 passanti. Uno di loro l'ha prontamente fotografata, la vediamo appunto in questo scatto, mentre era alla guida di questo SUV, e quindi è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Diciamo che forse anche questo periodo nero è legato a degli impegni televisivi che ormai latitano un po'. Ecco, Belén prima era sulla cresta dell'onda, era la più cercata, la più amata, la più voluta anche nelle trasmissioni, poi diciamo piano piano c'è stato un calo, ecco, e probabilmente sarà anche legato a questo. E poi velocemente ti faccio vedere anche un'altra pagina, c'è un'intervista alla cantante Elisa che dice: difendo la flottiglia e a De Gregori dico che serve schierarsi. È una risposta al cantautore che aveva detto gli artisti non si devono schierare, e invece sono tanti quelli che prendono delle posizioni anche politiche contro o a favore. Sono però sempre opinioni personali che vanno rispettate, certo. Così come va rispettato quello di Elisa, va rispettato anche quello di un grande, un maestro come certo. De Gregori. E te la posso dare anche una notizia, vabbè sì. Tu lo sai ovviamente, vediamo la prima pagina del Corriere dello Sport, il Napoli a Max Allegri, accordo biennale, svolta tattica, si torna al 4-3-3. Ma non so se a Napoli sono felicissimi di questa scelta, contento De Laurentiis, contenti De Laurentiis tutti. è contento, poi allora, va benissimo così. È già qualcosa, diciamo. Poi grazie Emanuela, torniamo come sempre lunedì con Buongiorno Sicilia. Dobbiamo ringraziare in regia Roberto Stramondo, Gaetano Iudica e Ottavio Longo. Assieme a loro ha sostenuto questa puntata con non solo i testi, con la organizzazione Edoardo Sergi, ma anche Carla Previtera. In regia ha lavorato con noi Roberta, in redazione ha lavorato con noi Roberta Lunghi. Ci fermiamo qui, grazie, buona fine settimana, torniamo lunedì puntuali alle 8.